Questa è una glera atta per fare il nostro serprino, purtroppo è stata rovinata, non del tutto perché quest'uva va raccolta, adesso abbiamo anche la possibilità di avere attrezzature come vendemmia meccanica, cose e pigiature fatte in un certo modo, il prodotto verrà recuperato. Certo che non è bello perché qui c'è il lavoro di tutto un anno ed è rovinato il giorno prima. 5 minuti di grandine beffarda a Vo, Torreglia, Cinto Euganeo e Monselice, a poche ore dall'inizio della vendemmia. I chicchi hanno colpito a macchia di leopardo, causando danni soprattutto ai filari dell'uva glera da serprino. Il 10% degli acini è da buttare e pensare che fino a prima della grandine quest'uva era sana. Questa era perfetta, ma tutta quest'area era perfetta perché fortunatamente qui abbiamo già una quota altimetrica che non ha preso la gelata e quindi il raccolto era bello. I vigneti di Vo, che grazie alla loro quota collinare si erano salvati dalle gelate tardive di aprile, non hanno avuto scampo dalla grandine di fine agosto, del tutto fuori stagione, sottolinea Calaon. Appunto oggi abbiamo avuto, per fortuna non su tutti i colli, ma su questa area qua del bacino di Vo, questa grandinata e per i produttori di quest'area questa rappresenta insoddisfazione, tristezza. E ancora una volta ci sarà da rimboccarsi le maniche per velocizzare la vendemmia, anche se la glera non è del tutto matura, per rimuovere gli acini rovinati. Il rischio è che marcisca tutto il grappolo.